Grazie Presidenti. Commenti a nau su collega Secchi, a pizzo dell'articolo 132 delle regole del Consiglio regionale che pretende la traduzione delle mozioni scritte in lingua sarda in lingua italiana. Quindi ha provato questa traduzione e devo mantengo a gatto che questa regola ha avuto in medas offensiva. Le regole del suo Consiglio funt in medas offensiva per il popolo sardo che disega ancora sa lingua, sicché ha provato questa traduzione e devo in mo il ligio come ha fatto qualcun altro su compito scritto con sa lingua dei dominatori coloniali e quindi passo all'italiano perché sono costretta. Questa è una storia di lingua tagliata, come avviene e come avviene ovunque in tutti i processi di colonialismo. La prima azione di oppressione di un popolo è il taglio della lingua e la sepoltura della propria cultura. Noi siamo in questa fase. Quindi premesso che in questa Assemblea i valori di sovranità, di autodeterminazione, sul significato identitario della nazione sarda meriterebbe un trattamento in lingua sarda. Presidente, c'è un po' di brusio, io posso interrompere, continuare intanto. Colleghi, onorevole Bardanzello, grazie. Ritengo che la lingua sarda sia uno strumento a cui noi non possiamo rinunciare, uno strumento che ci ha consentito di ereditare il ricco patrimonio identitario dei nostri padri e dalle nostre madri. Sulla mozione presentata ribadisco in un momento di grande crisi economica, sociale, politica della Sardegna la necessità di affrontare in termini concreti il tema della sovranità. E visto e considerato che mi pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che esiste un popolo sardo, esiste una storia, esiste una cultura, esiste una lingua, seppur tagliata, esiste la piattaforma continentale, quindi diciamo che esistono tutti i presupposti per ribadire che la Sardegna è una nazione che chiede di essere uno Stato sovrano. Questo è il mio indipendentismo. Riaffermando il diritto del popolo sardo a difendere e rafforzare l'autogoverno della Sardegna, come previsto dallo stesso patto costituzionale, riconosciuto con lo Statuto del 48 e così mal applicato che ancora oggi vediamo i frutti. Il diritto del popolo sardo alla propria autodeterminazione e autogoverno in quanto popolo ed etnia, e siccome molto si specula attorno al concetto di etnia, io pregherei chi ha grossi dubbi di andare a leggersi Simon Mossa. E questo è un diritto del nostro popolo, come per tutti i popoli, sanciti dal diritto internazionale e dai deliberati delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli. Considerato che abbiamo vissuto il dramma dei 60 anni di autonomia, 60 anni che avrebbero dovuto togliere la Sardegna dalla miseria e dal sottosviluppo, ma purtroppo così non è stato. I 60 anni di autonomia sono stati un processo di colonizzazione feroce che ha praticamente dirottato i grossi flussi di denaro arrivati e diretti al popolo sardo per lo sviluppo della propria economia, sono stati dirottati altrove. Per cui sono anni in cui la borghesia compradora si è arricchita, impoverendo il popolo sardo, e cammin facendo si è radicata all'interno delle istituzioni. Per cui oggi tutta la classe politica sarda è chiamata in causa e tutta la classe politica sarda è chiamata in causa a rispondere della grande crisi che abbiamo in corso e soprattutto a prendere dei provvedimenti.
dichiarata conclusa ormai storicamente la rinuncia alle proprie sovrane istituzioni del 29 novembre del 47 è solo in parte recuperata nello Statuto del 48, sono basi da cui ripartire. Oggi non riconosciamo la validità della petizione portata avanti dalle deputazioni delle 3 maggiori città dell'isola, rivolte alla impetrazione per la Sardegna della perfetta fusione con gli Stati regi di terraferma come vero vincolo di fratellanza, in forza di qual fusione ed unità di interessi si otterrebbero le bramate e utili concessioni. Questa è una deliberazione del Consiglio Generale di Cagliari del 19 novembre del 47. Così come riteniamo non valida la concessione della perfetta fusione deliberata dal re di Sardegna Carlo Alberto con Reggio Biglietto del 20 dicembre del 47, a cui non fece seguito alcuna consultazione popolare attraverso il plebiscito, come avverrà negli altri Stati italiani in vista dell'unità del 1861, trasgredendo palesemente il dettato dei trattati internazionali di Londra del 1720 e principalmente priva del voto dei 3 stamenti sardi, unico organo deputato alla risoluzione di questa questione internazionale. Riteniamo che il processo di riscrittura dello Statuto sardo debba ribadire i valori e i principi di autodeterminazione, indipendenza e di autogoverno nazionale del popolo sardo e dalla sua aspirazione ad essere nel Mediterraneo centro di pace, benessere ed equità sociale, che tale processo storico di riscrittura e di autodeterminazione non possa essere prerogativa esclusiva del Consiglio regionale o di sue commissioni, nel rispetto della sovranità popolare e della identità nazionale del suo popolo. Che il diritto inalienabile del popolo sardo, la partecipazione popolare al nuovo processo assembleare costituente, attraverso un dibattito politico, culturale ed economico che veda la partecipazione democratica delle comunità sarde alla riscrittura e all'approvazione dello Statuto anche attraverso un referendum popolare. In attesa dell'inizio di questo processo costituzionale di confronto con lo Stato italiano e in sede diversa con la Comunità europea, ribadiamo noi il rispetto dei valori di coesione economico, sociale e il modello di libertà, di democrazia e di benessere propri dei popoli e delle nazioni libere. Riteniamo che il processo di autodeterminazione e di indipendenza nazionale non possa prescindere da una vastissima condivisione del popolo sardo, partendo dalla difesa e dall'affermazione della sua identità culturale, storica, etnica, linguistica e ambientale, delle sue economie tradizionali e dell'aspirazione del popolo alla felicità. Quindi impegniamo noi, come momento di affermazione di sovranità e di rottura della dipendenza coloniale, l'Assemblea dei Sardi e i suoi organi di governo a un confronto serrato con lo Stato italiano, teso a ribadire nell'emergenza il diritto del popolo sardo alla sovranità sul proprio territorio, alla smilitarizzazione di quelle aree gravate da servitù militari, alle bonifiche dei siti gravati da servitù industriali e militari, alla restituzione dei fondi dovuti ai sardi derivati dalle entrate fiscali e non solo. Abbiamo i fondi FAS e comunitari sottratti in modo illegittimo dallo Stato italiano al nostro popolo. Quindi chiediamo un impegno alla difesa e al rilancio delle economie tradizionali, agropastorali, artigianali, ittiche, eccetera, con stanziamenti urgenti di fondi adeguati alla drammaticità della crisi in corso e la costituzione di una flotta marittima propria, pubblica-privata, per garantire la continuità territoriale di persone e merci. Noi chiediamo che questa massima assemblea dei sardi inizi a mettere in atto le iniziative suddette per la rottura dei processi di dipendenza dallo Stato italiano e l'apertura di una nuova stagione di processi di sovranità e indipendenza. L'indipendenza non possiamo chiederla per gentile concessione, l'indipendenza sarà un processo molto lungo,
un processo fatto di momenti di sovranità e in questo Consiglio in un anno e mezzo abbiamo avuto molte opportunità per esercitare la sovranità della Regione Autonoma della Sardegna sullo Stato italiano e questo non è stato fatto. Per cui qui io richiamo la classe politica attuale al senso delle responsabilità, all'assunzione delle responsabilità anche di quest'ultimo anno e mezzo di lavoro e con questo mi rivolgo soprattutto al centrodestra che mai nella storia ha caratterizzato una simile forte dipendenza dallo Stato italiano. Se necessario noi chiediamo di arrivare anche a uno scontro. Chiudo perché fra l'altro noto molto disinteresse, quindi purtroppo questi grossi temi non toccano molto da vicino l'Assemblea. Purtroppo mi sono fatta un po' quest'idea, se no ci si presterebbe maggiore attenzione anche per quelle posizioni che possono essere le più scomode o le meno condivise. Chiudiamo, grazie.